Un incontro dibattito si è svolto ad Agrigento presso il Palazzo dei Filippini che ha avuto come tema insicurezza e sicurezza sul lavoro, patrocinato dall'Unione dell'Avvocatura Siciliana, dall'Ordine degli Avvocati Agrigentini e dal Comune di Agrigento. Nel corso del dibattito, che ha visto autorevoli esponenti contribuire alla discussione approfondita in materia, è stato anche peraltro presentato il libro di Michele Rondelli, Testimoni sepolti, che racconta di una vicenda poco nota successa a Calzetermini. Dal 1916 al 2022, dalla tragedia mineraria di Cozzodisi alle vittime di oggi sui luoghi di lavoro. Invito a leggere, che è veramente bello, Testimoni sepolti del professore Michele Rondelli, che tratta di un fatto realmente accaduto nel 1916, ossia la morte nella miniera di Cozzodisi di 89 operai. Ed è un momento importante perché l'UAS vuole sponsorizzare questo evento e questo incontro per consentire a tutti di conoscere di un fatto che era purtroppo sconosciuto. Infatti è incredibile come di una tragedia che è stata la più grande tragedia mineraria mai avvenuta in Italia non si sapesse nulla, e questa è l'occasione per portare alla ribalta questa immane tragedia. Il tema della sicurezza oggi è un tema centrale nel panorama nazionale. Troppe volte si legge nella cronaca nera di tanti incidenti sul lavoro. Il libro è un libro meraviglioso, un libro che si legge tutto ad un fiato, è un romanzo che racconta una storia vera, tinta di giallo, è un romanzo meraviglioso tra Manuel Vázquez Montalbán e Andrea Camilleri, è uno stile unico, uno stile avvincente. Sì, oggi il tema della sicurezza del lavoro pone tutti di fronte a delle grandi responsabilità, i sindacati, le imprese, anche il mondo della giustizia, giudici e avvocati, e pone dei temi centrali. Devo dire che rispetto ai fatti raccontati nel romanzo oggi è cambiato tutto, c'è una maggiore sensibilità nelle aziende, una legislazione più severa e devo dire anche le aziende sono molto attente. Tutto ciò deve ancora di più motivarci, perché un lavoratore deve andare a lavorare, non può andare alla ghigliottina o non può rischiare di morire perché sta facendo il suo lavoro e sta cercando di portare a casa il pane per i propri figli. Oggi siamo qui, c'è la presentazione di questo libro di Marco Mulè, è importante, è l'argomento, importante sono gli infortuni sul lavoro. Ricordavo poco fa al vostro collega che quest'anno nel primo trimestre 2022 sono state 194.106 le denunce di infortunio sul lavoro. Questo è un dato altissimo, per non parlare poi delle morti. Nel primo trimestre ne abbiamo avuto 189 contro le 184 dell'anno scorso, sempre dei primi trimestri, e contro i 166 del 2020, sempre il primo trimestre. È un dato in crescendo, quindi bisogna mirare sulla sicurezza sui cantieri, sulla sicurezza dei posti di lavoro e naturalmente sulla coscienza dei datori di lavoro. Questo pomeriggio l'Ordine degli Avvocati ha il piacere di organizzare, in collaborazione con la sezione agrigentina della UAS, questo incontro dibattito sulla sicurezza e insicurezza sui luoghi di lavoro. Per noi questo pomeriggio e questo focus che abbiamo inteso portare avanti con la manifestazione che si celebra qui al Palazzo dei Filippini è di grande importanza. Le tematiche della sicurezza sul lavoro, sia dal punto di vista delle responsabilità civili che delle responsabilità penali, sono sicuramente di grandissimo rilievo. Come notorio riempiono le pagine della cronaca quotidiana, quindi il nostro impegno nella formazione, nell'approfondimento, nel dibattito, nella discussione è proprio quello volto a sviscerare tutti i problemi da ogni angolatura, ripeto, sia civile che penale, proprio per dare il nostro contributo anche alla società civile da professionisti, sia come Ordine degli Avvocati che anche come associazione, a che la coscienza sociale abbia modo di aprirsi rispetto a queste problematiche e che non possano andare dimenticate o cadere sotto il silenzio. Quindi riteniamo particolarmente importante anche il fatto che siamo ospitati al Palazzo dei Filippini, è un segno di apertura dell'avvocatura nei confronti della
città e la volontà di dialogare anche con le istituzioni, soprattutto quando ci sono temi così rilevanti che riguardano ovviamente anche il mondo del lavoro inteso a 360 gradi. La cosa che mi interessa di più è che venga conosciuta questa tragedia del 4 luglio del 1916 dove sono morte 89 persone, che è quasi misconosciuta nella provincia di Agrigento. E allora ho scritto questo romanzo nella speranza che questa storia venga fuori prima o poi e che venga riconosciuta. Un breve cenno sulla storia, appunto. La storia è la storia appunto di una tragedia terribile con 89 morti, ma non ci crederete, ma è una storia di speranza perché parlo dell'unico sopravvissuto, un ragazzino che dopo 13 giorni è uscito dalle viscere della terra, sano e salvo, dimostrando tante cose che dovete leggere nel libro. Casteltermini, la miniera è quella di Cozzodisi. Sì, l'attenzione agli infortuni sul lavoro è la mission dell'istituto, soprattutto nell'allargamento delle platee delle competenze dell'istituto e in campo prevenzionale. Quando si parla di infortuni l'INAIL c'è sempre ed è pronto a dare il suo contributo. Oggi l'analisi sarà in termini statistici, utilizzeremo il focus sulle tutele e in ambito di tutela già ormai l'istituto è inserito in quel polo salute e sicurezza a tutto tondo, a 360 gradi nell'ambito soprattutto della prevenzione. Si fa sicurezza sul lavoro, in particolare con le attività prevenzionali. Statistico sulla nostra provincia? Per quanto riguarda la parte della provincia, ora vedrete i dati che andrò a sviscerare, l'attenzione infortunistica è in linea praticamente purtroppo con l'andamento infortunistico nazionale. Il discorso più che altro le percentuali dovrebbero essere fatte in rapporto alla popolazione lavorativa e alla popolazione residente. Le statistiche sono a livello aggregato e in questo caso anche l'attività infortunistica purtroppo si allinea e si attesta su una media di infortuni costante da qui ai 5 anni e su questa l'attenzione deve essere massima possibile da parte di tutte le istituzioni, sia datori di lavoro, sia rappresentanti sindacali, tutti gli stakeholder sono coinvolti in questo e in particolare in questo caso l'Ordine degli Avvocati. Ben vengano questi momenti di focus e di attenzione sulle tutele e sulle responsabilità che ci sono in capo a noi. Ricordiamoci che sono sempre in capo a tutti, anche come semplici cittadini, anche come siamo datori di lavoro, anche quando assumiamo una colf, una badante.